Buonasera a tutti, benvenuti a questa lezione che riguarderà l'archeologia della Sardegna, nello specifico la civiltà nuragica. La lezione è offerta dall'Università della Terza Età di San Luri, viene divulgata pubblicamente su Facebook e quindi ne possono usufruire tutti coloro che in questo momento si stanno collegando. Parleremo quindi della civiltà nuragica, parleremo nello specifico delle architetture della civiltà nuragica, quindi dei nuraghi e della loro evoluzione e delle tombe di giganti. Quindi il mondo dei vivi con i nuraghi e il mondo dei morti con le tombe di giganti andrebbero completati con i pozzi sacri, che sono gli edifici diciamo dedicati al culto quindi sono i templi della civiltà nuragica. Però in un'ora non riuscirei a inserire anche questi edifici, questi monumenti, e quindi dovremo accontentarci dei nuraghi e dei pozzi sacri. Adesso dovrebbe essere partita la diretta, quindi vado subito a inserire le immagini perché avremo la possibilità di vedere appunto, ecco, andiamo a chiudere questo, ok. Quindi questa è una lezione che fa parte del corso di archeologia dell'anno accademico in corso con l'Università di San Luri. Io sono Pierluigi Montalbano e iniziamo subito con la nostra discussione. Allora, l'età del bronzo è proprio quella in Sardegna che caratterizza la civiltà nuragica. Civiltà nuragica che ha una sua evoluzione a partire dall'inizio del secondo millennio a.C., quindi direi dal 1800 circa a.C., percorre diversi secoli fino al 1000 a.C., quindi 8 secoli in cui si sviluppano queste architetture monumentali, i nuraghi e le tombe di giganti, dopodiché si abbandonano questi edifici, si passa a nuove strutture, a un nuovo piano urbanistico e quindi la civiltà nuragica non dovrebbe più chiamarsi in questo modo, ma per convenzione, per capirci meglio, sempre di sardi si tratta e quindi continueremo a chiamarla così. Per arrivare alla descrizione di nuraghi e tombe di giganti dobbiamo fare un piccolo passo indietro a partire dall'età del rame con questo edificio che vediamo nella fotografia, è un dolmen che si trova al centro della Sardegna, vicino a Mores e il Pireddu, si chiama Dolmen Sacco Veccada e come potete vedere somiglia un pochino a Tomba di Giganti perché ha una struttura, vedete, con delle pareti murarie, che è un edificio funebre, ha una stele con una porticina nella sua parte bassa ed è coperto con questa grande lastra. Quindi possiamo dire che le tombe di giganti sono un elemento della civiltà nuragica, ma per capirle dobbiamo vedere come funzionava il mondo dei morti in precedenza, nel millennio precedente. La Sardegna fu interessata dall'arrivo di genti, qui le ho descritte come genti del Valle Campaniforme, sono delle genti prevalentemente iberiche, però chiamiamolo un movimento europeo perché queste genti vanno sostanzialmente alla ricerca di metalli e quindi girano l'Europa con il loro corredo di armi perché sono seminomadi, quindi devono alimentarsi, hanno l'uso dell'arco, l'uso delle frecce, quindi però sono anche dotati di pugnale, hanno le lance e portano con loro questa ceramica particolare che noi identifichiamo come bicchiere campaniforme, quindi è una ceramica a forma di campana rovesciata ed ecco quindi il nome gente del vaso campaniforme, che arrivano in Sardegna e trovano i sardi che sono identificati con la cultura di Monteclaro. Ricordo sempre che
che per cultura intendiamo il modo di vivere di una popolazione. Quindi le genti del Vaso Campaniforme e le genti sarde di Monteclaro vanno a incrociarsi pacificamente e danno vita a una serie di innovazioni tecnologiche che sono le premesse, l'humus, diciamo, sul quale poi si innesterà la civiltà nuragica. Andiamo quindi ad analizzare questo periodo. Siamo quindi intorno al 2000 a.C. e vediamo che in Sardegna compaiono dei villaggi fortificati. I metalli sono un materiale prezioso, quindi deve essere salvaguardato in qualche modo. E quindi alcuni villaggi vengono dotati di una cinta muraria, vengono dotati insomma di un sistema di difesa che possa salvaguardare la comunità che vive all'interno e soprattutto queste merci pregiate che devono essere scambiate e quindi hanno necessità di essere tesaurizzate. Vi faccio vedere un paio di siti. Nello specifico andiamo vicino ad Alghero, esattamente a Olmedo. Siamo in un sito che si chiama Monte Baranta, un promontorio dove si trova questa grandissima muraglia. E oltre alla muraglia troviamo un edificio che ha, diciamo, qualcosa della tecnica ciclopica che troveremo successivamente per i nuraghi. Vedete, c'è una bella diciamo, facciata costruita con grandi pietre, il materiale è trachite, vedete, è dotata di due ingressi che comunicano con una piazza che è stata ricavata dalla roccia naturale, però è comunque stata adattata. Siamo sul bordo del promontorio, quindi qui c'è uno strapiombo e vedete questi ingressi hanno proprio la forma del dolmen, questa forma rettangolare, sono dei corridoi che penetrano all'interno di questa massa muraria ed è proprio questa l'innovazione che portano le genti del Vaso Campaniforme. Loro conoscono il dolmen, lo realizzano, conoscono la tecnologia perché per i loro defunti usano proprio le sepolture a dolmen e quindi incrociandosi con i sardi che già sapevano costruire le muraglie, abbiamo per la prima volta delle grandi muraglie in pietra che possono essere attraversate da questi corridoi a forma di dolmen. Qui vediamo una foto dall'alto, vedete questo promontorio, siamo, ripeto, tra Alghero e Olmedo, nelle vicinanze di Olmedo, abbiamo la nostra grande muraglia che vi ho fatto vedere prima, abbiamo il villaggio che è in fase di scavo, quindi ci sono diciamo delle campagne che stanno portando alla luce le capanne del villaggio e i laboratori di lavorazione delle merci e abbiamo quest'area sacra, io l'ho definita così, questo semicerchio, vedete, a forma di ferro di cavallo, questo viene chiamato recinto altare, che appunto avrà avuto delle funzioni particolari, poi c'è un dibattito per cercare di capire di cosa si tratta in realtà. Vedete, è un filo di cavallo, è alto circa 4 metri, questa grande muraglia è anche riempita con delle pietre minute, non sono pietre lavorate, hanno lavorato, vedete, la facciata interna e la facciata esterna con grandi pietre, poi il riempimento è stato fatto, diciamo, con tutti gli scarti di lavorazione sicuramente. E poi ci sono questi due corridoi appunto che attraversano la muratura. Come potete vedere, diciamo, questa signora, che non so chi sia, però ci è sicuramente utile per capire le dimensioni di questi ingressi. Vedete, un ingresso alto ben più di 2 metri, fatto con queste grandi pietre in trachite. Il posizionamento delle pietre non è omogeneo, a filari, come quello che vedremo poi durante la civiltà nuragica, però già si intravede una certa capacità di edificare, quindi vedete, acquisivano piano piano, nel corso dei secoli sono riusciti a sperimentare nuove soluzioni, riuscirono appunto a realizzare questi grandi edifici. Ecco, qui abbiamo alcune immagini, vi invito a guardare l'immagine sulla sinistra dove si nota questo
queste due pareti interne del corridoio che vengono coperte con grandi lastre, vedete, piatte, che vanno a formare il soffitto del corridoio. Anche qui a destra in basso vedete quella grande muraglia che vi ho fatto vedere prima, si nota chiaramente come è stata aperta da un corridoio che sicuramente era anche coperto, quindi era l'ingresso al villaggio. Vi ricordo che siamo alla fine del terzo millennio a.C. con Monte Baranta. Quindi che cosa possiamo dire sulla civiltà nuragica? Allora, queste genti andavano a occupare dei territori, all'epoca non c'era una popolazione che era distribuita uniformemente in tutta la Sardegna, quindi capitava che queste genti si muovessero fino a trovare una vallata possibilmente ricca d'acqua o che almeno avesse una sorgente, tale da poter garantire la sopravvivenza di queste genti. E proprio in questa vallata andavano poi a realizzare le infrastrutture che dovevano servire per la loro vita, quindi diciamo dei sentieri, delle abitazioni, naturalmente questa che vedete nella fotografia è un'immagine recente, non è neanche in Sardegna, però è funzionale al discorso che io voglio farvi. Vedete? C'è il tempio, c'è la strada, c'è la risorsa idrica, ma soprattutto si sentì subito l'esigenza di dotare la comunità e quindi il territorio da controllare, dotarlo di punti di controllo, quindi di piccoli edifici posizionati nei luoghi strategici che potessero insomma, garantire una visibilità sul villaggio e sulla vallata, sull'acqua, insomma un certo sistema di sicurezza che poteva aiutare a vivere in serenità gli abitanti di questa comunità. Arriviamo alla nostra civiltà nuragica. Proprio in quei punti di controllo che vi ho fatto vedere prima, troviamo spesso degli edifici che noi chiamiamo nuraghi, che però sono privi di torre. Quindi una prima distinzione che va fatta sulla civiltà nuragica è quella, quindi sui nuraghi, è quella di dividerli in due grandi gruppi. Inizialmente vengono realizzati, vengono costruiti degli edifici privi di torre che vengono chiamati volta per volta nuraghi a bastione, nuraghi orizzontali, nuraghi a corridoio, proto-nuraghi, hanno diverse nomenclature. Ebbene, questi edifici sono arcaici, sono i più antichi, li troviamo tra il 1800 e il 1500 a.C. Più o meno, sto parlando di datazioni di archeologia, diciamo, abbastanza leggera, non sto entrando nel dettaglio per andare a vedere esattamente l'anno in cui furono costruiti e l'anno in cui non furono più costruiti. Per grandi linee, tra il 1800 e il 1500 a.C. abbiamo questi edifici a corridoio, questi edifici a bastione, la cui funzione è proprio quella di controllare il territorio dove viveva una certa comunità, quindi controllare le risorse idriche, controllare le mandrie, controllare l'agricoltura, quindi gli orti. Ebbene, dal 1500 a.C. in poi, sempre a grandi linee, abbiamo lo sviluppo invece dei nuraghi verticali, quindi quelli che hanno la torre e che quindi mirano verso l'alto. Quindi due grandi gruppi, nuraghi a bastione e nuraghi a torre. Andiamo a esaminare queste tipologie di nuraghi. Allora, iniziamo appunto dai nuraghi a bastione. Ho preso alcuni esempi in modo da potervi far vedere le fotografie per dare un'idea più precisa sulla tipologia di costruzione. Allora, sono delle grandi masse murarie che sono alte 4-5 metri al massimo, sono sempre posizionate nei bordi del territorio, quindi sono una sorta di muraglie di confine del territorio e all'interno presentano sempre un corridoio
che ha una scala che porta al piano superiore. E proprio al piano superiore si sviluppa sicuramente la funzione di questi nuraghi, perché naturalmente più si sale verso l'alto, più c'è visibilità sulla vallata intorno. Qui siamo a Gesturi, il Brunco Madugui, uno dei più antichi nuraghi della Sardegna, vedete come è costruito, somiglia molto al recinto torre di Monte Baranta che vi ho fatto vedere prima, però la funzione naturalmente non è quella. Qui ne vediamo un altro, guardate la fotografia sulla destra, vedete qui c'è sopra il Brunco Madugui, mentre sotto ci spostiamo sulla giara di Siddi, quindi sempre una giara però di un altro, diciamo, di competenza di un altro paese, di Siddi proprio, muraghe Safogaglia, vedete, sempre la nostra struttura con grandi pietre, però già si intravede una lavorazione interna di questo nuraghe, il corridoio è un pochettino più vasto, tra l'altro sono dei corridoi diversi che si incrociano, ma questi nuraghi a corridoio, se vengono usati per diversi secoli, acquisiscono piano piano poi tutte le innovazioni che vengono date dalla civiltà nuragica. Quindi in questo caso il nuraghe a corridoio comincia a presentare degli edifici adagiati sulla muratura esistente, magari si sviluppano un pochettino in altezza, se qualcuno ha dei piccoli crolli vengono restaurati con le nuove tecniche e piano piano si va avanti verso il 1500 a.C., quando poi inizieremo con i nuraghi a torre. Ci spostiamo a Sorgono per vedere il nuraghe Talei. Vedete, la struttura sì è quella nuragica, però come potete notare è privo di circolarità, quindi diciamo che non ci sono ancora queste torri che si sviluppano con una planimetria rotonda. In realtà sono degli edifici che presentano dei corridoi appena accennati, quindi sono abbastanza stretti, non ci sono camere al piano terreno e anche la struttura, vedete, qui è quadrangolare, insomma non si nota appunto la circolarità. Gli ingressi sono sempre a dolmen, vedete, ci sono i piedritti, quindi le pietre che tengono l'architrave e la muratura non è rifinita, sono delle pietre sbozzate, certo posizionate con cura, però come potete notare non c'è la bellezza dei nuraghi successivi che vedremo appunto più avanti. Lo vediamo da sopra e qui possiamo intuire già una delle sue funzioni, appunto quella di vedetta sul territorio circostante. Appunto si nota qui la muratura con la scala che porta al piano superiore e sopra, vedete, una bella piattaforma, ecco perché si chiamano muraghi a bastione, una piattaforma dalla quale si gode di un ampio panorama. All'interno, guardate la foto qui a sinistra, sempre di questo nuraghe Talei di Sorgono, si nota chiaramente il corridoio, vedete, che inizia a essere realizzato con delle pietre lavorate con una certa cura. Si nota anche la scala, vedete come sono lavorate queste pietre che vanno a formare diciamo, le piattaforme sulle quali si sale, e anche il corridoio non si presenta perfettamente rettangolare, ma inizia ad avere un piccolo aggetto. Ecco, questa è l'evoluzione, diciamo, di questi 3 secoli. I muraghi a corridoio iniziano ad avere delle sezioni che passano dalla forma a dolmen precedente a una forma tronco ogivale, quindi una sezione a trapezio. La base, diciamo, di questi corridoi è più larga dell'altezza. Questo era un vantaggio notevolissimo perché le pietre che andavano a formare il tetto del corridoio non dovevano essere grandissime, potevano essere un pochettino più piccole e quindi posizionate sopra davano proprio l'aspetto di questa sezione tronco ogivale. Nell'immagine a destra si nota appunto, vedete, il bastione, ci siamo spostati a Chiesi, nuraghe fronte Mola, il bastione sopra il quale si svolgerà sicuramente la funzione di osservazione.
Qui siamo ad Agios, quindi ci spostiamo nel nord della Sardegna, un bellissimo nuraghe arcaico, vedete, dove si nota sì l'ingresso rettangolare a dolmen, sì un nuraghe che ha uno sviluppo che ricorda molto il nuraghe a corridoio, ma si intravede già una certa cura nel posizionamento delle pietre, vedete, che sono posizionate con linee regolari, filari irregolari di pietre, ma hanno anche un posizionamento, notate, seguite il mouse partendo dall'ingresso, oltre a essere posizionati in maniera orizzontale, si nota, vedete, una linea obliqua che sale da destra verso sinistra e una linea obliqua che sale da sinistra verso destra. Quindi diciamo che la cura con la quale sono realizzati dipende anche dalle pietre che vengono cercate e sagomate grosso modo delle stesse dimensioni, in modo da avere una parete muraria abbastanza regolare. All'interno il nuraghe Aggius, vedete, mostra tutta la sua bellezza, quindi siamo nella via di passaggio tra i nuraghi arcaici e i nuraghi a torre. È un nuraghe massiccio, molto grande, molto elegante, ma non presenta ancora una torre slanciata che ce lo può far rientrare nella categoria dei nuraghi a torre. Qui vediamo, ci siamo spostati a Tempio, questo è un nuraghe costruito in granito, naturalmente il materiale locale, a Tempio siamo nei graniti, e quindi le pietre vengono sbozzate con una certa cura, però notate come il corridoio d'ingresso è sempre formato da delle pietre piatte che vengono posizionate sul soffitto. Quindi un soffitto realizzato con questi ortostati vengono chiamati nel gergo piattabanda, ok, lastre a piattabanda, cioè piatte. In realtà sono delle lastre orizzontali che vengono posizionate come copertura. Tenete conto che i nuraghe maggiori di Tempio, adesso questa inquadratura non lo fa notare, però se dall'ingresso percorrete il corridoio, dopo qualche metro termina la copertura fatta con queste lastre e si nota già un aggetto che porta la copertura a un doppio spiovente, quindi a una forma ogivale. È evidente quindi che il Maiore di Tempio gode di tutte le tecnologie nuove delle architetture e quindi la parte retrostante del nuraghe è stata costruita come i nuraghi a torre, e in effetti il Maiore di Tempio presenta anche un piano superiore, ha una planimetria abbastanza complessa, è un nuraghe straordinario che vi suggerisco di andare a vedere. Tra l'altro si trova a pochi chilometri da Tempio, proprio all'uscita di Tempio, ed è fruibilissimo per le visite guidate. E anche qui siamo a Bortigari, vedete questo nuraghe presenta appunto la parete dove si nota già un aggetto che ci può dare un'indicazione abbastanza precisa di come i sardi iniziassero a puntare verso l'alto realizzando queste pareti che man mano che sovrapponevano le pietre andavano a stringersi verso l'alto. Andiamo avanti, ecco qua, andiamo a vedere qualche scalinata. Le scale sono molto interessanti perché ci consentono anche di capire il grado di eleganza che i sardi di epoca nuragica volevano ottenere. Troveremo delle scale più o meno ripide, più o meno rettilinee, a volte ci sono delle scale che salgono fino al primo piano e poi fino al secondo e poi fino al terzo addirittura, perché dovete sapere che quando si passa allo sviluppo a torre i nostri nuraghi a torre sono molto simili a delle torri che si trovano nel resto del mondo, ma solo in Sardegna ci fu questa innovazione, solo i sardi furono in grado di sovrapporre torri una sopra l'altra, addirittura fino a 3 torri una sopra l'altra. Cioè, mentre nel resto del mondo troviamo sempre delle torri singole, solo ed esclusivamente in Sardegna troviamo delle torri sovrapposte. Poi ci sono anche delle aggiunte laterali, però ciò che è complesso è proprio
il posizionamento di una torre sopra l'altra. Pensate che a Orroli, a Nuraghe Arrubbi, sovrapponendo 3 piani, quindi 3 torri una sopra l'altra, si arrivò a svettare fino a 27 metri d'altezza, che è un'altezza straordinaria. Più il terrazzo, quindi non sappiamo, magari questo terrazzo era realizzato in legno, un altro paio di metri, e arrivavamo quasi a 30 metri d'altezza. Adesso vediamo un altro nuraghe abbastanza interessante, siamo sempre ad Arzacchena, quindi il territorio del nord della Sardegna, in Gallura, e vediamo come questo sperone roccioso con ampia vista appunto sul territorio circostante presenta diverse strutture diciamo attaccate fra loro, quindi uno sperone roccioso che viene adattato a nuraghe aggiungendo delle pietre per formare delle camere, delle zone fruibili, delle zone utilizzabili. Il nuraghe al Bucciu, tra l'altro, ha una particolarità. Tutti voi forse avete sentito parlare dei mensoloni che si trovano nella parte alta dei nuraghi, erano quelli che dovevano reggere il terrazzo, sono delle pietre lunghe fino a 3 metri, 3 metri e mezzo anche, molto grandi quindi, che vanno a formare il coronamento delle torri. Sopra questi mensoloni poi viene innestato il terrazzo. Bene, questi mensoloni normalmente quando andiamo a fare le visite guidate li troviamo giù. Nel caso dell'Albuccio di Arzacchena, come potete notare, guardate la fotografia in alto al centro, ci sono ancora dei mensoloni posizionati proprio laddove li posero i nuragici. Nella foto in basso invece è la stessa foto però vista da un'altra angolatura, vedete i mensoloni li troviamo proprio sopra la facciata. L'ingresso del nuraghe è un po' nascosto da quest'albero in basso al centro. Allora, come vi ho detto appunto, una delle particolarità dei nuraghi a corridoio è quella di essere posizionati in luoghi strategici a coronamento dei territori. Quindi una sorta di nuraghi, di edificio diciamo che va a formare un confine di un territorio e quindi deve avere una visibilità su una porzione del territorio. Poi tra loro sono collegati e quindi riuscivano con il loro sistema di posizionamento a controllare tutto il territorio circostante. Proprio a Siddi, sulla Giara, troviamo un unico edificio dedicato al sacro, una grande tomba di giganti monumentale, Sadome Sorku, che qui vediamo appunto dall'alto. Cosa sono queste tombe di giganti? Sono dei sepolcri monumentali, molto grandi, formati da alcuni elementi come una galleria funebre all'interno della quale venivano deposti i defunti, un guscio che ricopre tutta diciamo, la galleria funeraria e poi un'esedra che è formata da 2 ali che si formano nella facciata, sembrano quasi un abbraccio. Non so se avete presente la piazza San Pietro con la chiesa di Roma, la chiesa nella città del Vaticano, il colonnato del Bernini, e sembra quasi un abbraccio per la folla che si deve radunare per partecipare alle celebrazioni diciamo religiose cattoliche. Ebbene, proprio questa forma l'abbiamo nelle tombe di giganti di epoca nuragica. Però dobbiamo capire qual è stata l'evoluzione per arrivare alle forme che troviamo nella civiltà nuragica. Ebbene, le tombe di giganti nascono come evoluzione del dolmen. Voi immaginate il dolmen, ve l'ho fatto vedere prima, quello di Sacco Vecchiara, sono una lastra, diciamo, di copertura sostenuta da delle pietre che vengono posizionate a formare un grande sarcofago. Quindi viene chiamata tecnicamente una cista litica, quindi una cassetta in pietra. Possono essere più o meno grandi e dovete fare uno sforzo di immaginazione. Pensate un dolmen che viene realizzato per un defunto. Poi i defunti cominciano ad aumentare e quindi si decide di allineare
dei dolmen, quindi si prende un dolmen, poi un altro, poi un altro, poi un altro, si mettono allineati e si forma una galleria di dolmen. Proprio questa viene chiamata galleria funeraria, galleria dolmenica, il termine diciamo conosciuto è à découvert, però qui abbiamo la prima distinzione fra le gallerie funerarie del sud Sardegna e le gallerie funerarie del nord Sardegna. Nel nord Sardegna abbiamo delle grandi lastre, abbiamo naturalmente il granito ed è possibile ottenere appunto delle grandi lastre. Quindi cosa si fa? Si cercano queste lastre, si realizzano, come vedete nella foto in basso a sinistra, si realizzano le pareti interne semplicemente infilando nel terreno queste grandi lastre in granito e poi si cercano le lastre di copertura e si forma appunto questo corridoio coperto. Nella foto in basso a destra invece vedete il sepolcro che è stato ottenuto a Collinas. Questa è una zona di basalto, quindi si sono scelte delle grandi pietre in basalto e la forma è sempre la stessa. Abbiamo un corridoio più o meno rettangolare che poi veniva coperto con queste lastre di copertura. Tenete conto che questi sepolcri, così come i dolmen, generalmente vengono ricoperti da un cumulo di terra, quindi sostanzialmente diventano invisibili, si vede soltanto la facciata con la porticina dalla quale venivano inseriti appunto i defunti. Vediamone qualche tipologia. Allora, qui siamo a Urzulei, una piattaforma in calcare, vedete, è stato scavato tutto il materiale, è stato preparato, questi grandi blocchi, e sono andati a formare questi grandi sepolcri. Vi ricordo che le tombe di giganti sono sepolcri collettivi, sono stati trovati anche fino a 200 defunti all'interno, quindi non sono come le Domus de Janas delle sepolture diciamo dove troviamo i defunti ognuno col suo corredo funerario. Qui abbiamo una sorta di deposizione egualitaria, cioè sono tutti uguali davanti alla morte, si infilano dentro queste tombe e vanno diciamo, a generare un culto dei defunti probabilmente. Bene, la forma che si è scelta per questi sepolcri è proprio quella di una galleria, vedete, circondata da un guscio e le due ali, ecco sto indicando col mouse nella foto in alto a destra, le due ali che vanno a formare le zebre. Questa forma vista dall'alto ricorda molto il simbolo del toro, vedete la faccia del toro, è un simbolo che in Sardegna esiste già da diverse migliaia di anni, perché già nel Neolitico, vedete, nel 4000 a.C., 4000 e 3000 a.C., all'interno delle Domus de Jonas, diciamo un pochettino più grandi, si scolpivano a rilievo delle forme molto simili a quella della tomba dei giganti, quindi la faccia del toro, vedete, con le corna, scolpita a rilievo, quindi in pratica con la martellina battevano su tutta la parete eliminando materiale fino a lasciare la forma, il simbolo voluto. Alcune persone, alcuni studiosi vedono in questa forma delle tombe di giganti non tanto il simbolo del toro quanto il ventre materno, quindi la forma dell'utero. Così viene da pensare che questo culto dei defunti, vedete, il defunto che nasce nel suo ciclo della vita, quindi nascita e morte, nel suo ciclo di rigenerazione, quindi di rinascita, viene sepolto in un luogo simile a quello dal quale era fuoriuscito, nel quale era nato. Quindi potrebbe essere questo simbolo assimilabile anche alla fertilità femminile, ma uno non esclude l'altro. Cioè possiamo avere il simbolo maschile che è la faccia del toro, il simbolo femminile che è appunto il ventre materno, e insieme hanno questo atto di concepimento, una bellissima e romantica idea di rinascita, ciclo di rinascita, che si uniscono in un'unica forma per rigenerare i defunti che vengono posti all'interno. Abbiamo ancora alcune forme, vedete, delle tombe di giganti,
con questo bel guscio. Vedete, notate le pietre che formano l'abside, come vengono lavorate in modo da formare appunto la curva per addolcire, diciamo, la forma della testa di questo toro. Ancora a Urzulei, stiamo sempre vedendo la stessa tomba da diverse inquadrature. Qui vedete bene la galleria, vedete le pietre come sono lavorate con cura, e poi c'è il riempimento e probabilmente sopra c'era appunto il cumulo di terra. Ecco, questi sono dei disegni che ci danno un'idea abbastanza precisa di come sono fatte le tombe di giganti. Vedete la nostra forma con l'esedra formata da queste due ali, il corridoio funebre che in questo caso viene pavimentato con delle lastre piatte, l'abside, e invece nella foto di destra notate come vengono deposti appunto senza una cura particolare, sembra quasi un ossario. Notate che non c'è la composizione perfetta del defunto, venivano deposti, poi quando finiva lo spazio insomma, si cercava di riprendere le ossa, riposizionarle e farci star dentro qualche altro defunto. Andiamo a vederne qualcun'altra. Qui siamo a Luna Matrona, vedete Suwa Benijas, è una tomba molto interessante, si trova nella zona diciamo nel Campidano, quindi nel sud della Sardegna, eppure mostra una stele. La stele non è altro che questa grandissima pietra che va ad arricchire la facciata delle tombe di giganti, ed è formata appunto generalmente da diversi elementi, che sono la porticina nella parte bassa, vedete anche si intravede un po' la lavorazione, e poi ci sono diversi registri. Questa purtroppo ne manca oltre metà di questa stele, però potete capire la monumentalità. Tenete conto che la galleria che è stata formata qui a Luna Matrona, vedete quindi la stele con la galleria, nella parte posteriore presenta questa sorta di diciamo cista litica, una sorta di sarcofago. Ebbene, dovete sapere che gli archeologi, quando l'hanno scavata questa tomba, hanno trovato i materiali più antichi proprio qui, come se fosse nata prima la cista litica, poi è stata diciamo realizzato un ampliamento per formare appunto questo corridoio, e i materiali sono un pochettino più recenti, fino all'epoca nuragica, che è quella nella quale è stata messa questa grande stele. Qui siamo invece a Siddi. Allora, Sadome Sorku l'abbiamo già vista nel nostro diciamo nelle immagini precedenti. Vedete sempre la nostra forma, guardate, forma di protomettaurina, e si nota anche tutto intorno un temenos. Il temenos non è altro che il recinto sacro, quindi un grande spazio delimitato da un recinto dove certamente andavano a svolgersi le funzioni religiose, magari delle funzioni legate appunto alla sepoltura dei defunti. Qui scusate la qualità dell'immagine, ma ho voluto posizionare la tomba di giganti Sadome Sorku, quella che abbiamo visto poco fa, l'ho posizionata dalla parte opposta, cioè l'ho capovolta, in modo che voi possiate apprezzare. Vedete qui i disegni, le fotografie, non sono disegni, sono fotografie. Sulla destra ci sono le protomi bovine che troviamo scolpite nelle Domus de Janas. Quindi questo simbolo è possibile che fosse stato ricreato dai nuragici proprio in ossequio al culto dei defunti, cioè così come c'era questo simbolo nei Domus de Janas, lo riportano uguale, molto simile, diciamo, nelle grandi tombe di giganti, nonostante si passi da sepolture individuali a sepolture collettive. L'altra tipologia di tombe di giganti, quindi una è quella fatta con le lastre infilate nel terreno,
L'altra tipologia, che invece diciamo, la troviamo spesso nel sud della Sardegna, è la tomba a filari. Vedete, sono dei filari realizzati con delle grandi pietre che vengono posizionate una sopra l'altra fino a formare la facciata. Tra l'altro qui si nota un dettaglio abbastanza atipico, perché vedete ci sono le pietre piccole nei filari bassi, mentre le pietre più grandi le hanno portate su, le hanno posizionate nella parte alta. Generalmente noi quando andiamo a vedere i nuraghi o le tombe di giganti troviamo le pietre più grandi giù a fare da fondamenta e poi le pietre più piccole verso l'alto, anche perché è più semplice portare su delle pietre insomma più piccoline, sono meno pesanti, invece portare su delle pietre di diverse tonnellate doveva costituire un grosso problema. Eccone un'altra, qui siamo a Sant'Adi, Barrancumannu, un'altra tomba grandiosa, realizzata, vedete, notate come le pietre sono andate a essere sovrapposte a filari abbastanza regolari fino a formare quasi una facciata alta 3 metri, 3 metri e mezzo. Andiamo avanti. Qui ho scritto qualcosa. Allora, una funzione, diciamo, che potevano avere le tombe di giganti era quella di essere una sorta di ospedale, cioè un luogo per le guarigioni. Allora vado a leggervi cosa ho scritto qua. Le tombe di giganti forse furono utilizzate anche per il rituale dell'incubazione, una pratica curativa in uso nell'antichità. Questa cerimonia consisteva nel dormire nelle vicinanze di un santuario in attesa di un sogno rivelatore che poi sarebbe stato tradotto da uno sciamano, un sonno a scopo terapeutico. Aristotele dà la notizia dell'usanza dei sardi di dormire un sonno terapeutico presso gli eroi per curare le malattie. Quindi in pratica l'usanza qual era? In caso di malattia uno si recava in questi santuari per le guarigioni, si stava lì diversi giorni, si assumevano probabilmente delle erbe, delle erbe medicinali, delle piante, c'erano degli specialisti che conoscevano queste piante e quindi si cercava di guarire con questa che oggi chiamiamo medicina alternativa, però sappiate che i principi attivi di molti farmaci che usiamo ancora oggi sono proprio contenuti in queste piante, quindi chissà, forse queste tombe di giganti non solo erano dei templi per il culto dei defunti, ma erano anche dei piccoli ospedali dove ci si poteva curare. Andiamo a vederne qualcun'altra, vedete i corridoi delle tombe di giganti, così come i nuraghi, man mano che passano i secoli diventano ad aggetto, quindi la forma a dolmen che abbiamo all'inizio durante le prime fasi della civiltà nuragica viene piano piano sostituita dalla sovrapposizione ad aggetto delle pietre fino a formare delle camere completamente a sezione ogivale, quindi triangolare. Adesso abbiamo la possibilità di vedere una delle più belle tombe che ci sono in Sardegna, siamo a Dorgali, questa è Sene Tomes, vedete queste grandi lastre che vengono infilate verticalmente nel terreno e più c'è questa spettacolare stele centrale che presenta 3 registri. Nel registro più in basso vedete c'è la porticina che diciamo che è il luogo che separa i vivi dai morti, quindi un luogo molto importante. Voi sapete che oggi morire può essere anche un fatto assolutamente istantaneo, un incidente o chissà. Mentre in antichità c'erano delle malattie, insomma, il passaggio dalla vita alla morte era abbastanza travagliato, un po' come la nascita, sia quando si nasce sia quando si muore, si percorre, si realizza un percorso iniziatico abbastanza importante, abbastanza complicato, difficoltoso, ed ecco che queste porticine appunto rappresentavano la difficoltà nell'essere attraversate. Poi abbiamo nella parte centrale, vedete questo registro quadrato, la forma quadrata che probabilmente
è la rappresentazione della nostra vita, cioè il nostro mondo, il nostro modo di vivere, il nostro modo di comportarci e di affrontare, insomma, le questioni della quotidianità. Mentre nella parte alta abbiamo la volta celeste, vedete. È un po' una situazione tripartita, il mondo delle divinità, il mondo quotidiano e il mondo dell'aldilà, il mondo degli inferi, il mondo inferiore, quello dove si finisce un po'. Dante aveva fatto inferno, purgatorio e paradiso, quindi questa tripartizione della nostra esistenza. Vediamo qualche altra inquadratura della tomba Senetomes di Dorgali, guardate quanto è bella, con questa facciata arcuata proprio con l'esedra, e il corridoio funerario nella parte posteriore, coperto con queste grandi lastre. Siamo sempre ad Dorgali, una foto dall'alto di Bibi Pinna, guardate un po' il corridoio funerario e l'esedra realizzata con le grandi lastre. Qui c'è una immagine dove ci sono io all'interno che può darvi un'idea delle dimensioni della camera funeraria di questa tomba. A Gesico invece abbiamo tutte e due le forme, è una serie di 4 tombe di giganti vicine fra loro e riusciamo ad apprezzare la differenza di costruzione fra una tomba arcaica, che è quella con sezione a dolmen che vedete sulla vostra sinistra, con la forma ogivale invece della tomba realizzata a destra. Vedete chiaramente come la sezione della camera funeraria cambia aspetto. E qui siamo all'interno della camera appunto di 2 sepolcri molto interessanti, la tomba San Cosimo di Gonos Fanadica, una delle più grandi che abbia, forse la più grande che c'è in Sardegna, è lunga 25 metri questa tomba, quindi immaginate le dimensioni veramente monumentali. Mentre a destra abbiamo stato messo Pudissidi, vedete, io sono posizionato qui all'interno della camera funeraria per darvi un'idea appunto delle dimensioni che ha questa tomba di giganti. Passiamo a Olbia sul Monte Save, è una tomba che si trova a poche centinaia di metri dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia e si nota che c'è una tomba fatta con una facciata fatta con grandi lastre di granito e poi la tomba che anche questa è di circa 20 metri di lunghezza, anche questa è una delle più grandi che abbiamo in Sardegna. Notate come la sezione appunto è realizzata con queste grandi lastre. Ci spostiamo ad Arzachena, sempre in Gallura, vedete i vigneti Capichera, quindi una zona di buon vino, eppure c'è questa bellissima tomba di giganti con questa enorme lastra in granito rosa, guardate che bella, la nostra porticina lavorata, immaginate la difficoltà nel lavorare il granito, qui il granito, chiedete agli scultori quanto è duro, pensate un po' che veniva sagommato con una lavorazione veramente difficoltosa. E dietro il corridoio funerario dove si nota appunto il guscio che accompagna la galleria. Andiamo a Fonni per vederne qualcun'altra, vedete ormai avete l'occhio abituato, la nostra consueta forma protometaurina con l'esedra, con la galleria funeraria, però di Fonni voglio farvi notare l'accuratezza della lavorazione dei blocchi. Guardate, sono dei blocchi lavorati con molta cura, c'è una ricerca dell'eleganza di questa tomba. Guardate l'abside con le pietre perfettamente lavorate che vanno a formare una curva per girare intorno alla galleria funeraria, poi questi filari regolari realizzati con pietre. Queste pietre quando sono così precise tecnicamente le chiamiamo conci isodomi, quindi il concio è la pietra, isodomo vuol dire ben proporzionato, ben sagomato, ecco, quindi una tomba a filari isodomi molto simile a quella che si trova a Sedilo, le tombe Iloi che si affacciano sul lago Omodeos, anche quelle molto interessanti da vedere, ed ecco appunto la tomba Madao di Fonni.
E guardate all'interno la bellezza di questa galleria funeraria che va ad aggetto e a formare un'ogiva perfetta, quindi con una chiusura a doppio spiovente. All'interno, vedete, pavimentata con una grande cura estetica, guardate questi filari, che belli, posizionati nella parte bassa e poi ricoperti con questi filari di grandi pietre che vanno a formare la camera. Ci spostiamo nel sud della Sardegna, siamo a Quartucciu, la tomba Isconcas o Isconcias, trovate tutti questi due nomi, è una tomba interamente realizzata in granito, vedete l'ingresso è a forma di dolmen, tra l'altro c'è un bel menhir in granito, vedete, proprio a fianco all'ingresso, forse a significare che lì ci fu una sepoltura molto importante, i menhir sono legati a volte alle sepolture, quasi a rappresentare un personaggio dell'elite che appunto veniva sepolto in queste tombe. E adesso per concludere andiamo a vedere qualche stele monumentale, vedete qui la vediamo in granito con la nostra porticina, questa l'abbiamo già vista prima, questa tomba, vedete quanto è raffinata la lavorazione che troviamo nel granito. E qui siamo a Borore, quindi una grande lastra in basalto che è stata sagomata per formare appunto i tre registri: la porticina degli inferi, il registro della nostra esistenza, quadrato, quindi il quadrato che rappresenta la terra, rappresenta noi, e il cielo, vedete, con questo arco monumentale che è stato realizzato nella parte superiore. Ci spostiamo a Mizzanni, a Palau, la tomba di giganti Mizzanni, una bellissima stele monumentale dove non vedete nessuna lavorazione. In realtà la lavorazione c'è. Il problema è che quando è stata tirata su questa lastra hanno sbagliato e l'hanno messa al contrario. Vi faccio vedere la foto successiva, ecco questa è la tomba, vedete, e qui abbiamo la nostra stele di Mizzanni e si nota che la lavorazione è fatta, vedete, nella parte interna, quindi quando è stata riportata su questa grande lastra è stata messa dalla parte opposta, quindi è stata posizionata in maniera errata. Bene, io diciamo che avrei concluso questa serata dedicata appunto all'archeologia, ritorno con le immagini. Visto che ho un'ora a disposizione, mi sono diciamo, conservato questi 5 minuti di spazio per dirvi che anzitutto non ho il tempo di rispondere in diretta alle vostre domande, quindi se avete qualche curiosità, qualche domanda da farmi, lo dico soprattutto agli allievi dell'Uni3 di San Luri, possono scriverla nei commenti, io lascerò questa diretta, la lascerò registrata sul mio profilo, quindi potete fare delle domande e io cercherò in qualche modo di rispondere alle vostre osservazioni. Vi do appuntamento alla prossima lezione, che sarà un approfondimento invece sui nuraghi che vengono trasformati in grandi palazzi ricchi di torri nell'età del bronzo recente e bronzo finale. Vediamo i famosi nuraghi Larrubio, il nuraghe di Barumini, il nuraghe Santo Antine, il Losa, che sono degli edifici spettacolari, erano i più grandi, dopo le piramidi, erano i più grandi edifici costruiti a secco sulla fascia della terra, quindi costruiti in pietra e abitabili all'interno. Non voglio dire che fossero delle abitazioni, però mentre le piramidi sappiamo che sono delle tombe, quindi all'interno non si può vivere, invece nei nuraghi sicuramente si svolgevano delle funzioni. Ancora non abbiamo capito le funzioni specifiche di ogni singolo nuraghe, però abbiamo già visto che ogni nuraghe va affrontato secondo i reperti che si trovano all'interno. Quindi scavare un nuraghe, portare fuori tutta la cultura materiale, quindi tutti i cocci, i metalli, il vetro che si trova dentro,
e analizzandoli con molta cura si riesce a capire che funzione poteva avere quel determinato neurale. Quindi io vi ringrazio per aver assistito a questa lezione, vi auguro una buona serata e un buon corso di studi a tutti quelli che continueranno a seguire le nostre lezioni. Arrivederci, alla prossima.